Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Oggi ci occupiamo del porto di Gioia Tauro, delle tensioni che ci sono, delle promesse fatte non mantenute, di questo polmone vitale dell'economia della nostra regione. Lo ripeto, questo lo sento ripetere da 20 anni perché faccio da un po' di tempo questo mestiere. Ogni cambio della guardia, sia al governo regionale che al governo nazionale, tutti dicono il porto di Gioia Tauro sarà il momento clou della crescita di questa regione, e di volta in volta, ora un ministro, ora il premier, ora il vice premier, in questi anni sono venuti a visitarla, a guardare questa struttura bellissima, meravigliosa, può essere un'occasione grandissima, salvo poi, tornati a Roma, se ne sono un po' dimenticati. E quindi questo porto è rimasto così, con i lavoratori che non sanno più a che santo votarsi, non sanno più con chi interloquire per dire loro: scusate, ma noi come facciamo a tirare avanti in una regione difficile, povera, in un'area degradata che ambisce ad un processo di crescita e di sviluppo che non c'è mai stato, almeno ad oggi non c'è. E ciclicamente sentiamo dire, leggete sulla stampa locale, scioperano i portuali di Gioia Tauro, nei telegiornali noi ripetiamo, amplifichiamo queste voci, queste parole, questo grido di lamento, ma poi non succede nulla. Adesso però qualcosa sta accadendo, perché l'azienda che gestisce tutto dice: vabbè, signori, noi dobbiamo in qualche modo procedere a licenziamenti, quindi non sappiamo trovare soluzioni diverse. E mentre noi stamattina familiarizzavamo con quest'altra occasione di sciopero e di protesta, a Roma il ministro Toninelli incontrava i vertici sindacali per dire: troviamo una soluzione, ma si dà il caso che per esempio i rappresentanti dell'azienda interessata non ci sono andati, non hanno preso parte alla riunione. Tempo fa, cioè una settimana fa, questa riunione si è svolta a Reggio Calabria, nella sede della prefettura di Reggio Calabria, e l'azienda ha comunicato al prefetto: guardate, noi procederemo con i licenziamenti. Immaginate la delusione, la rabbia della gente. Parliamo di padri di famiglia che aspettano lì e non sanno più che cosa accadrà domani. Noi siamo collegati in diretta, c'è Gianluca Pasqua per noi, si trova proprio nel piazzale, ingresso del porto di Gioia Tauro. Mi date l'immagine per favore, così riesco a vederlo, vedo anche l'impatto visivo. Gianluca, ti vedo, i lavoratori stamattina hanno fatto un altro sit-in per dire: signori miei, trovate una soluzione perché qui non possiamo più andare avanti. Sì, è dal 13 che qui non si lavora. Il porto è fermo e ora con i lavoratori, con il rappresentante sindacale, stavamo immaginando questo tavolo in cui sono da ore seduti il ministro Toninelli, i rappresentanti di MSC, i sindacati, e manca l'oste, manca il soggetto più importante. Sì, c'è una lettera, ma non si può parlare con una lettera, non si può andare oltre le parole, sarebbe necessaria una presenza fisica per trattare, per capire le intenzioni al di là delle parole che sono un po' una fumata bianca, anzi grigia, dai, sulle intenzioni di sospendere i licenziamenti. Licenziamenti ne abbiamo parlato prima, che sono già avvenuti qua nel 2017, ce ne sono stati 367, c'è stata una battaglia legale che ha investito tante persone, tante storie, come quella di Natale Abate, che era un lavoratore protetto, di fascia protetta, quindi intoccabile, fra virgolette, che poi è diventato di colpo invece... Per una magia aziendale mi sono ritrovato licenziato, ma non è questo il punto è che noi dobbiamo chiedere, intanto ringraziamo Toninelli per essersi preso l'impegno di presidiare e fare da mediatore a questa situazione, e speriamo che prenda una posizione seria e convincente nei confronti di questi due terminalisti che hanno ancora questa situazione di discrezio tra di loro e che non fanno decollare questo porto. C'è anche da dire che noi siamo quelli licenziati che abbiamo avuto sentenza di reintegra, e l'azienda ha presentato l'appello che verrà discusso il 1° marzo. Allora dico che questa azienda, per una questione di buonsenso, dovrebbe anche ritirare gli appelli
che sono catastrofici nei nostri confronti e che ci danno ancora tutt'oggi la non sicurezza del posto di lavoro. Anche se abbiamo vinto una sentenza di primo grado, noi ancora non siamo certi di poter essere ancora chiamati portuali della Medicenter di Gioia Tauro. Quindi invoco anche il Presidente Oliverio a presidere, anche ero contento oggi se lo vedevo qua a manifestare anche lui una forma di protesta e di presenza veramente del capo della regione, però non lo so perché il Presidente Oliverio non è stato qua con noi. Comunque chiudo dicendo ringraziamo il Ministro Toninelli e che ci dia lui la forza di affrontare questa situazione così disastrosa. Gianluca, dovrebbero essere con loro lì a presidiare quest'area, magari tutti i consiglieri regionali, quelli che sono anche i nostri rappresentanti al Parlamento, al Senato, dovrebbe esserci una mobilitazione generale, perché il porto di Gioia Tauro, questa è l'occasione decisiva. O si traccia un percorso serio, forte, che in qualche modo possa garantire non solo i lavoratori ma anche dal punto di vista economico e sociale questa nostra regione, oppure alla fine. Allora i consiglieri regionali, magari fare una riunione del Consiglio regionale proprio lì, davanti al piazzale del porto di Gioia Tauro, simbolicamente stare vicino ai lavoratori. Io ho qui i rappresentanti sindacali con me, ospiti in studio, c'è il segretario della UIL Biondo, c'è il segretario della CGL, c'è il rappresentante della segreteria regionale della CISL, loro stanno seguendo, stanno cercando di capire se ci sono le possibilità davvero per svoltare. Questa è l'occasione giusta. Vi chiedo solo un flash, una battuta. È così? È il momento questo decisivo? Sì, ha preso spunto da... Se mi abbassate un attimo per favore il ritorno... direttore. Sì, Gianluca, un attimo solo, sono da te, se mi abbassate il ritorno, se no diventa difficile. Questa è l'occasione o no? Ma indubbiamente adesso bisogna dare delle risposte ai lavoratori prima e alla Calabria. Noi abbiamo detto che Gioia Tauro, il porto di Gioia Tauro, non poteva rimanere solo una speranza, ma deve essere quella infrastruttura capace di rilanciare la Calabria e il Paese. Negli anni sono stati troppi gli impegni che sono stati assunti sia dalla politica che dai terminalisti. Credo che sia arrivato il momento di giocare a carte scoperte e dire quali sono gli impegni da parte di tutti, a partire dal governo, che deve far diventare Gioia Tauro un vettore internazionale, quindi metterlo in una piattaforma logistica del Mediterraneo e quindi non puntare solo su Genova, Trieste e sulle vie della seta, ma far diventare Gioia Tauro centrale. Beh. Così come questa vicenda interminabile dei due terminalisti che continuano a litigare, mentre litigano lasciano macerie sociali, perché gli investimenti che noi chiedevamo, a partire da quelli previsti, il gateway è stato definito, mancano i bacini di carenaggio che dovevano rilanciare anche alcune attività, non sono ancora definiti. Quindi oggi noi ci aspettiamo che si rilanci questo percorso che abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tutti i ministri, perché nel frattempo abbiamo ottenuto come sindacato la zona economica speciale che parte proprio da Gioia Tauro, nella logica di chiedere investimenti. Noi dobbiamo chiedere investimenti e lavoro per Gioia Tauro. Senza un intervento deciso non si va da nessuna parte, no? Mi pare che siamo sempre alle solite. Sì, non è. Un libro dei sogni, le promesse, le cose, insomma. Deve essere un'occasione di svolta, non c'è più tempo di attesa, non ci sono più occasioni per traccheggiare. Adesso siamo arrivati a un punto di non ritorno, perché se l'azienda assume posizioni anche di rifiuto di un confronto nella sede istituzionale e quindi nella sede della prefettura, per dire di Reggio Calabria, vuol dire che siamo arrivati ad un punto in cui il governo, le parti istituzionali devono dire chiaramente cosa vogliono fare, non solo del porto, del territorio della piana di Gioia Tauro e quindi della Calabria, perché troppe parole si sono fin qui spese, ma le decisioni sono state pochissime. La storia purtroppo disegna un quadro che non è tracciato della realtà quotidiana, della realtà di oggi. Purtroppo troppi tradimenti, troppe attese disilluse, ragione per cui oggi siamo ad un punto di svolta. Credo che non possa nemmeno bastare l'impegno assunto in sede governativa, temporeggiamo, fermiamo tutto
e ripartiamo. Se non c'è dall'altra parte una volontà di ascolto e se non c'è da parte delle istituzioni una persecuzione molto forte. A me risulta però che i sindaci, i 33 sindaci della Piana... Sì, perfetto, ne parliamo tra un attimo. Governo regionale e governo nazionale, insomma, devono in qualche modo trovare un punto di contatto. Forse il governo regionale deve spingere di più, deve chiedere al governo nazionale una maggiore attenzione, decisionismo, che in questa fase mi pare sia necessario, doverosa, anzi, no? Innanzitutto buon pomeriggio ai telespettatori, grazie per aver promosso, direttore, una puntata per discutere di un tema importante, sensibilità che non tutti hanno avuto. Siamo arrivati oggi all'incontro al Ministero, fino ad oggi però se ne è parlato poco della crisi che non è di oggi del porto di Gioia Tauro. Comunque, detto questo, non parliamo più del passato, troppo tempo si è perso, troppe responsabilità da parte dei governi nazionali e dei governi regionali che non hanno dato applicazione alle diverse APQ che sono state fatte per Gioia Tauro, che prevedevano degli investimenti pubblici. Si è lasciato troppo spazio a MCT, che ha costretto il porto di Gioia Tauro a svolgere esclusivamente in questi anni solo attività di trashipment, che oggi, pur essendo un'attività importante, si dimostra essere comunque non un'attività portuale in grado di poter dare risposte alla forte disoccupazione che c'è nel nostro territorio. E poi, tra le altre cose, in un porto dove vi è come attività esclusiva il trashipment, inevitabilmente l'occupazione del porto, come sta accadendo a Gioia Tauro, risente delle dinamiche del commercio mondiale. Però adesso, lei diceva, è arrivato il punto di svolta rispetto al quale bisogna prendere una posizione. Adesso mai più. O mai più. Effettivamente è così, perché noi anche nell'atteggiamento di oggi, che l'azienda non si presenta al tavolo convocata da un ministro di questa Repubblica e manda una lettera come per dire il pensiero è mio ed è questo, e non c'è ovviamente rispetto alla lettera margine di discussione all'intorno di un tavolo, è la ripetizione di un atteggiamento che MCT sta mettendo in atto da diverso tempo nei confronti della Calabria, tenendo in ostaggio il territorio di Gioia Tauro, ricattando i lavoratori e mettendo in grosse difficoltà, alzando la tensione sociale anche in un territorio particolare della Calabria, perché non si dice, ma c'è una divisione tra lavoratori, c'è anche momenti di tensione all'interno dell'infrastruttura, come accaduto in questi giorni. Ma fermo un attimo, perché voglio sentire... Dico solamente questo passaggio. Il porto di Gioia Tauro è una infrastruttura di questo Stato. Allora bisogna dire, la Calabria lo deve dire, l'avrebbe dovuto dire, come lei diceva, il Consiglio regionale in una seduta ad hoc, o MCT investe su Gioia Tauro per come si è impegnato, oppure deve liberare la Calabria e i calabresi da questo ricatto tra virgolette occupazionale, ed è veramente, come dire, una mancanza di attenzione, una mancanza di governance da parte del Presidente della Regione, che in questi giorni non abbia espresso la posizione della Regione Calabria rispetto a un'azienda che sta prendendo a schiaffi la Calabria, così come non si è sentito anche dalla deputazione parlamentare calabrese una posizione, una proposta che dica a MCT: o tu rispetti il territorio, rispetti i lavoratori, rispetti le istituzioni, compreso il prefetto di Reggio Calabria, oppure te ne vai. Gianluca. Eccomi, direttore. Allora, a proposito di questo, dell'importanza del porto di Gioia Tauro per il territorio, c'è un esempio, c'era uno striscione che non riuscivo a capire, lì appeso proprio al barco, che recita pane e parole, e io non riuscivo a capire se MCT offre lavoro, pane e le parole vende pane. Bene, facciamo pubblicità in questo caso, perché si tratta di un panificio, mi hanno spiegato, panificio che vende pane soltanto se MCT offre lavoro e quindi paga i dipendenti e quindi fa girare tutta l'economia del posto. Questo striscione è un po' l'emblema, perché è una prova di solidarietà, ma anche la prova tangibile di quanto il territorio punti sul porto, dal piccolo panificio fino ai tanti lavoratori. È una questione che riguarda le famiglie, che riguarda la tanta gente qui, i 1200 dipendenti, ma non solo, tutto quello che ruota attorno a questo porto, ed è tanto. Ed è incredibile come in Calabria tutte le storie di successo poi finiscano
in difficoltà, ne raccontiamo tante ogni giorno, cose che potrebbero funzionare, che potrebbero dare sviluppo, che potrebbero competere con tutto il mondo, che invece si arenano e si insabbiano, usiamo questo termine visto che si tratta di un porto in questo modo, si insabbiano come la vita, la storia di tutti questi lavoratori, come quella di Giampiero, che nel 2017 si è visto arrivare una lettera di licenziamento. Sì, è arrivata una lettera di licenziamento grazie a un accordo sindacale che poi per fortuna i giudici di Palmi hanno dichiarato accordo illegittimo e poi su questo accordo l'azienda ancora una volta ha deciso di fare l'appello e di chiedere l'inebitoria sugli operai. Oggi si parla, a Roma si è parlato pure per quanto riguarda di ritirare i licenziamenti, spero che nessuno si dimentichi che ci sono dei lavoratori a cui l'azienda ha chiesto l'inebitoria, che dovremmo restare a casa senza stipendio e senza lavoro. Prima si parlava del Presidente della Regione Calabria, c'è anche un'altra persona che non ci ha dato mai la sua solidarietà, il sindaco della città metropolitana ha manifestato per le call center, si preoccupava del squalo che girava nel mare, che avrebbe allontanato i turisti, ma non si preoccupa di 377 posti di lavoro o molti di più che si potrebbero verificare a Gioia Tauro. Ancora una volta questa azienda ha dimostrato di fare ed ottenere quello che vuole. Il fatto che ha lanciato questo messaggio, perché un tempo fa già c'è stato un reintegro e ha applicato l'articolo 17 mandando a casa un altro lavoratore, è come se fa un messaggio, dice: se tu accetti l'inebitoria su questi 250 che noi faremo appello ci saranno altri licenziamenti. Purtroppo secondo me gli è fallita, perché i lavoratori si sono uniti, per la prima volta i lavoratori del porto di Gioia Tauro si sono uniti e dire no, basta ai licenziamenti, MCT o tiene tutti i lavoratori o se ne vada, c'è MSC che vuole investire e noi siamo contenti di restare e lavorare per MSC, ma lei o ci dà lavoro a tutti, non ci deve essere nessun licenziamento, né le ditte esterne, che si parlava che qualcuno ce l'aveva con le ditte esterne, né noi. O ci dà lavoro a tutti o se ne va lei. Direttore, domande da studio? Volevo sapere adesso loro cosa immaginano, cosa possa accadere, qual è il loro stato d'animo. Capisco che è in una fase di grande prostrazione, perché sai, si va avanti ormai da troppo tempo sempre con queste stesse menate, insomma. Sempre con questa stessa storia, si scende, si sciopera, si va, si licenzia, poi si reintegra, poi non si reintegra, poi si va in cassa integrazione, poi si licenzia, ora cosa si aspettano, cosa vorrebbero per esempio, che cosa potrebbe fare la Calabria, intesa come sistema, intesa come istituzioni, intesa come corpo forte, sociale a sostegno di questa infrastruttura. Cosa si aspettano, Gianluca? Allora, domanda che faccio a Giampiero ora, ma giro a tutti quelli che sono presenti qui, siamo decine di lavoratori. Cosa si aspettano, cosa sperano accada, visto che questa vicenda si trascina ormai da tempo con colpi di scena e spesso non positivi per i lavoratori? C'è speranza, c'è fiducia? Cosa vorreste che facessero i rappresentanti politici calabresi per salvare e rilanciare questo porto? Guarda, la speranza ne abbiamo poco, specie con la classe politica che abbiamo avuto fino ad oggi. Oggi invece c'è stata una bella presenza per quanto riguarda i sindaci della Piana, che sono stati presenti qua a manifestare insieme a noi, ci sono state le famiglie. Il messaggio che lancio io: non ci strumentalizzate ancora una volta per cartellino, per campagna elettorale, ma dateci una mano, e questo lo chiediamo, come già l'ha fatto il mio collega, al governo, al ministro Toninelli, di essere presente ma in modo pesante, e anche lui dia un taglio a MCT: o investi e porti lavoro o te ne vai, o gli revochi la concessione, perché secondo me, se andiamo a guardare le carte, c'è qualcosa che non funziona. Sono state, in alcune interviste è stato detto che durante queste fasi di licenziamento sono state create uffici ad hoc, quote rosa, si è parlato di tutto e di più, quindi la politica deve fare la sua parte, e mi augurerei anche la magistratura, così siamo più tranquilli un pochettino tutti. Bene Gianluca, torniamo in studio noi, tra un attimo torneremo a collegarci con te. Allora cosa si può rispondere a questo lavoratore? Cosa si può dire a questo lavoratore, che è un po' la voce dei lavoratori che vivono la sua stessa situazione? Che dice una cosa giusta: la politica deve fare la sua parte e deve abbandonare anche gli schemi tradizionali di far diventare queste vertenze questioni strumentali e meramente elettorali.
quindi si faccia il bene e l'interesse della Calabria una volta per tutte e si mettano da parte le competizioni elettorali, perché questa regione sconta un grave difetto, che finita una campagna elettorale ne inizia un'altra, quindi si dovrebbe partire da quella che è la vertenza, di quella che è la situazione di questi lavoratori. Noi andremo al tavolo oggi dicendo che non vogliamo parlare di licenziamenti, perché noi abbiamo chiesto un incontro unitario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Conte, alla Lezzi, a Toninelli, al Ministro dello Sviluppo Economico per parlare di rilancio. Questi 377 lavoratori avevamo detto che oggi avremmo dovuto parlare in questo periodo di come venivano ricollocati nella porto di Gioia Tauro, non di ulteriori licenziamenti. L'impegno che non è stato assunto dalle due terminaliste è stato proprio quello e noi non possiamo continuare ad andare avanti così. La politica, lei diceva, deve avere un sussulto di dignità a tutti i livelli, ecco perché dico in questo momento chi può aiutare in questo momento la Calabria e il porto di Gioia Tauro lo deve fare senza etichette, senza bandiere. In questo momento è arrivato il momento di aprire una discussione anche a livello regionale, col Consiglio regionale, con tutti gli schieramenti politici, nei confronti ovviamente delle due aziende terministe. Con il governo bisogna discutere, perché è importante che su questi temi non ci si divida, anche a livello unitario abbiamo dato segnale. Noi chiediamo subito un confronto con il governo, l'abbiamo già fatto, ma che la politica regionale, a partire dal Presidente Oliverio e tutto il Consiglio regionale, assuma la vertenza di Gioia Tauro come prioritaria. Lei ha fatto una proposta all'inizio che noi condividiamo: si convochi un Consiglio regionale a Gioia Tauro per discutere del porto di Gioia Tauro, no? E discutiamo con il sindacato, con le parti sociali, diamo un sussulto di dignità. Non basta solo la solidarietà, bisogna fare azioni e atti concreti, così come abbiamo una grande opportunità in questo momento. È partito finalmente la ZES, perché col decreto sulla semplificazione parte questo strumento. Non vorremmo che le due aziende terminaliste, come hanno fatto negli anni passati, diciamo con la cassa integrazione, pensino di poter utilizzare la ZES, che serve per fare investimenti sul porto, per fare altro, e c'è molto su cui discutere e investire in questo momento a Gioia Tauro. E allora sì, fondamentalmente riteniamo che il tavolo di oggi, per quanto sia un primo segnale importante che nasce dalla mobilitazione dei lavoratori e dalla sensibilità del prefetto di Reggio Calabria, un tavolo che sia adeguato alla vicenda, alla vertenza Gioia Tauro, perché incatena insieme, mette insieme tanti aspetti, dallo sviluppo al lavoro, alle infrastrutture, alla questione anche dell'autorità portuale, che non può rimanere l'unica in Italia ad essere commissariata, ma ha bisogno di un presidente che sia, come dire, abbia la possibilità di mettere in campo una programmazione pluriennale di sviluppo del porto. Ci sono anche problemi di legalità e quindi il Ministero dell'Interno, è chiaro che questa vicenda deve ritornare al tavolo a Palazzo Chigi, per come è stato nel luglio del 2016. Ci sono investimenti importanti pubblici che devono essere fatti e che ancora stentano a partire, gli impegni stessi della Regione Calabria sul cantiere di carenaggio, sulla questione della banchina da adibire a una successiva, diciamo, possibilità di sviluppo di attività. C'è la questione della ZES, dal 12 di febbraio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è definitivamente operativa, quindi anche qui la Regione Calabria dovrebbe riconvocare quel tavolo che noi abbiamo partecipato e che ha permesso alla Calabria di presentarsi ai nastri di partenza della ZES come la prima regione. Oggi invece vediamo che la Campania è nella fase di attuazione più avanti e la Calabria indietro, e quindi la Regione chiediamo che si riunisca questo tavolo per mettere in campo, visto che la ZES ormai operativa, anche delle misure di carattere regionale che attingono risorse dal FERS piuttosto che dall'FSE, che vanno nella direzione dell'incentivazione all'occupazione, alla fiscalità di vantaggio, per completare quelle misure nazionali, perché diciamocelo chiaramente, la ZES è una scelta giustissima fatta dal precedente governo e ha fatto bene questo governo nazionale a mantenerla, ma è un primo passo, perché lo strumento va rafforzato per essere realmente, come dire, incentivante affinché le imprese possano investire nel Mezzogiorno, perché è uno strumento che va a compensare il gap infrastrutturale e logistico che il Mezzogiorno ha rispetto al resto del Paese. Quindi va rafforzato con misure di carattere nazionale, ma va rafforzato anche con misure di carattere regionale, e va risolta la questione, ripeto,
dell'azienda. Ci vuole una mediazione politica in questo momento tra le due anime che sono all'interno di MCT, Consip e MSC, che stanno disattendendo entrambi gli impegni, una agli investimenti. Consip si era impegnata nel tavolo del 2016 a fare degli investimenti in materia di sicurezza, attrezzature, formazione, logistica e quant'altro, e MSC a portare nuovi container. Entrambi non hanno rispettato questi impegni presi con la Calabria, con il territorio, e quindi va svolta un'attività di mediazione politica. Diciamocelo francamente, oggi la Regione non è nelle condizioni di poter fare un'attività di questo tipo, e l'unico soggetto autorevole a poter fare un'attività politica, di mediazione politica tra le due anime per mettere d'accordo e dire chi non vuol stare vada fuori. Ma un fatto è certo, cioè nel senso, i porti sono patrimonio dello Stato, quindi non esiste che ci possa essere una realtà, un concessionario che si impegna a mantenere, diciamo, i piedi a Gioia Tauro, ma si disimpegna a fare gli investimenti, e di fatto condannando il porto e il territorio alla morte, perché se non ci sono gli investimenti, se non c'è lo sviluppo, se non arrivano le navi, e quindi di conseguenza dico, bene il tavolo di oggi, stanno partecipando i nostri rappresentanti e vediamo che purtroppo l'azienda non c'è, ma il governo, e questo i parlamentari calabresi, il Consiglio regionale della Calabria lo devono pretendere, convochi il tavolo a Palazzo Chigi su Gioia Tauro e si rimetta in campo il ragionamento dell'accordo e dell'APQ del 2016. Punto, ci fermiamo qui, mando la pubblicità, poi interviene lei. Dico semplicemente che mi pare che Toninelli abbia detto che 60 giorni di 60, tempo, no? sì. 60 giorni di tempo dà all'azienda per mettersi ma l'azienda, nelle regole. Direttore, l'azienda sostanzialmente sta replicando l'atteggiamento adottato nel 2016. Viene e ti dice in produttività e non ti dà dati sul quale poter ragionare. Ti dice che ci sono un calo di volumi e non ti dà dati. Poi incomincia a mescolare le carte come ha fatto nel 2017 e ti dice questa è la minestra, prendetela, e ti dice se vuole pagare un sussidio a questi lavoratori ci pensi lo Stato con l'agenzia. Ho capito, andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora torniamo in diretta, stiamo parlando del porto di Gioia Tauro, facciamo l'ultimo collegamento con Gianluca che si trova al porto di Gioia Tauro con il nostro operatore Mario Scarpelli, sentiamo i lavoratori cosa chiedono alla Calabria, cosa chiedono alla politica, cosa si augurano e quali sono le loro emozioni vissute in queste ore, nel corso delle quali a Roma si sta discutendo ma senza onestamente trovare una soluzione vera che possa in qualche modo gettare un lampo di speranza per questo porto di Gioia Tauro. Gianluca, a te l'ultimo collegamento. Sì, prima di sentire qualche altro lavoratore, perché naturalmente molti non vogliono parlare, altri hanno sentito quello che hanno detto i loro colleghi, approvano in pieno, stava per scattare l'applauso prima quando ha parlato Giampiero Vigliarolo. Stiamo parlando anche con il rappresentante della UIL Domenico Lombardo, stiamo parlando della situazione attuale nel porto di Gioia Tauro, con 2 navi ferme e con un esborso economico quotidiano, perché questa stasi, questo fermo del porto incide sui volumi di traffico, ci sono delle navi ferme che non possono neanche ripartire, e poi della concorrenza e dei competitor che ci sono, che non sono quelli italiani, perché il mercato, il traffico del porto di Gioia Tauro va magari in competizione con altri porti. Sì, perché a livello nazionale a volte si dimenticano che il porto di Gioia Tauro non è un competitor di La Spezia, di Genova, che sono porti di destinazione finale. Noi siamo un porto di trashipment e i nostri maggiori competitori sono i porti del Nord Africa. Là già noi combattiamo il fatto che comunque a livello economico un lavoratore costa la metà di quello che potrebbe costare Gioia Tauro, e quindi a maggior ragione servono gli investimenti, i mezzi, per poter affrontare e quindi sopperire, diciamo, a questo gap con la produttività, cosa che il porto di Gioia Tauro ha dimostrato nei decenni. Siamo stati i primi nel Mediterraneo come produttività e come volumi, siamo arrivati a fare record. Oggi se lo dimenticano tutti, siamo stati quelli che per una questione di professionalità ci hanno detto che potevamo sbarcare la nave dai veleni, questo ce lo siamo dimenticato, e quello doveva essere un qualcosa dove il governo ci aveva allora promesso
ammesso che facendo quel tipo di lavoro che nessuno ha voluto, poi alla fine ce l'hanno venduta come il porto hub più produttivo, eccetera, eccetera, che poi ci aiutavano a rilanciare il porto, ma così non è stato, siamo stati abbandonati per anni. Noi l'ultima gru l'abbiamo comprata nel 2009 e quindi vi lascio pensare, dopo 10 anni di lavoro, di una gru che lavora 24 ore su 24 tutti i giorni, a che punto siamo. Ecco, servono investimenti, la proposta di MSC in questo senso vi piace, 120 milioni in 2 anni con una promessa, una previsione di passare da 2,3 a 4 milioni di TIUS, sarebbe una cifra, un totale superiore al record. Bene, noi speriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile, perché intanto rimarchiamo il fatto che secondo noi già da oggi non si deve perdere un posto di lavoro, poi gli investimenti ben vengano il prima possibile e portare il lavoro. Se arriviamo a 4 milioni di contenitori stiamo parlando che noi quando abbiamo fatto i record abbiamo fatto 3 milioni e 2, quindi abbiamo risolto non solo il problema occupazionale dei colleghi che oggi hanno vinto le vertenze e sono di nuovo dentro il porto, ma probabilmente serviranno altre persone e quindi ben vengano, perché in un territorio come il nostro noi cerchiamo lavoro, non vogliamo assistenzialismo, vogliamo che arrivi il messaggio giusto a chi non ci conosce, perché la Calabria è fatta di lavoratori prima che di altro. Bene, Gianluca, allora grazie per il collegamento, grazie al nostro operatore Mario Scarpelli, noi continuiamo in studio, abbiamo fatto ascoltare la voce dei lavoratori. Hanno spiegato benissimo qual è la situazione. Sì. Una gru acquistata nel 2009 che lavora 24 ore al giorno, insomma, come puoi essere competitivo se ti mancano gli strumenti per essere competitivo? Ma questo attiene comunque a una questione di grandissima responsabilità aziendale. Noi vorremmo che ci si rendesse conto della bomba sociale che si sta innescando a Gioia Tauro. In questi giorni si può scrivere una pagina importante e definitiva. Bella o brutta. Oppure tragica. Oppure tragica, perché quando parlo di bomba sociale mi riferisco a questo. Per dire che cosa? Che bisogna comunque individuare responsabilità. Una bomba sociale che si innesca in un territorio ad altissimo tasso di disoccupazione e ad altissima densità criminale. Non bisogna dimenticare che quando si è insediato il porto, nei primi anni 90, per l'idea di un imprenditore illuminato, noi abbiamo fatto una grande parte. Addirittura qualcuno ci ricordava che rischiavamo di introdurre in Italia le gabbie salariali cancellate nel 1969. Perché? Perché favorimmo per la nostra parte l'insediamento dell'azienda raggiungendo un accordo sulla moderazione dei salari. E partì in quel modo il porto. L'azienda ottenne investimenti stratosferici anche su scala europea, ma successivamente non ha compiuto gli investimenti che doverosamente doveva compiere. Quindi è chiaro che se non c'è uno scatto d'orgoglio, un sussulto di dignità e un'autorevolezza che imponga all'azienda una inversione di tendenza, quel territorio sarà destinato a morire. Non è possibile assistere a diatribe del tipo che stiamo assistendo tra i due competitor e che la colpa si faccia ricadere semplicemente solo ed esclusivamente sulla pelle dei lavoratori, perché si sventolano i licenziamenti. Allora la ZES è un'occasione straordinaria, imperdibile, ovviamente non dobbiamo far correre a quel territorio il rischio che si è corso con lo stanziamento e con l'utilizzo dei fondi della 488, perché la 488 serviva a quell'area per andare oltre l'insediamento, per incentivare gli investimenti. La 488 è servita a creare degli scatoloni vuoti, completamente, non solo, ecco perché io dico il richiamo alla responsabilità, perché quella legge in qualche modo agevolava, incentivava gli insediamenti, venivano creati con i soldi dello Stato, ma c'era il vincolo anche di tenere la forza lavoro per un determinato periodo. È successo che purtroppo molte aziende del nord,
I famosi prenditori. Comportamento tipico di chi pensa di arrivare in Calabria, di arrivare nell'area di Gioia Tauro, di nemmeno bussare per entrare e chiedere permesso, probabilmente anche con le scarpe sporche. Quella occasione della 488, che doveva essere l'ulteriore occasione di sviluppo per il retroporto, è servita semplicemente a far credere di far arrivare le aziende del nord in quell'area. Hanno fatto finta di portare i macchinari, hanno acquistato anche macchinari nuovi, salvo poi a dismetterle e a riportarsele al nord Italia. Questo con il beneplacito o comunque con il silenzio, con il comportamento di spettatore passivo della politica, delle istituzioni e di chi doveva vigilare perché questo non accadesse. Noi dobbiamo fare di tutto e lo stiamo facendo. L'abbiamo già fatto perché abbiamo cercato anche di creare un paracadute rispetto ai licenziamenti a discapito dei lavoratori. Questo non è più concepibile perché ne paga il territorio. Lo striscione del pane, che potrebbe sembrare una sciocchezza, ma che è provocatorio, potrebbe creare l'idea di una marachella, effettivamente è indicativo di una situazione pericolosissima, perché nelle more questa è gente che ha subito le angherie di chi pensava di venire qui, sfruttare, arricchirsi alle spalle dello Stato ed andare via, ciao ciao. E questo non è più concepibile, perché nel frattempo abbiamo creato a questi giovani l'illusione di potersi sposare, di creare una famiglia, di mettere su famiglia, di fare i figli, di accendere mutui, di comprare le case, e di rimanere in Calabria, di comprarsi e soprattutto di non prendere il termine ormai stereotipato della valigia di cartone ed andare via. Hanno illuso e oggi non possiamo disilludere. Il calabrese ha il diritto di vivere nella terra in cui è nato. Ma loro ci hanno scommesso. Se parte lo fa per una scelta, non perché è obbligato. È ovvio, ma noi in quell'area ci abbiamo scommesso, ci hanno scommesso i lavoratori, ci abbiamo scommesso noi con la moderazione dei salari, ma è anche vero che gli investimenti hanno messo in discussione, come dicevano i colleghi prima, anche i livelli di sicurezza nell'azienda. Cioè l'azienda non solo non ha investito più nelle gru, l'ultima comprata, diceva giustamente il rappresentante sindacale 10 anni addietro, ma si sono messi in discussione anche diritti minimi e istituti contrattuali, per esempio sulla sicurezza. Penso ai DP e penso al vestiario e penso ad altri benefit contrattuali. Bene, fermiamoci qui. Adesso che cosa succederà nei prossimi giorni? Ma io credo che dobbiamo dare qualche messaggio, qualche suggerimento anche su quello che dobbiamo fare, perché l'analisi su quello che è stato l'abbiamo fatta e dobbiamo aiutare, ecco, un percorso anche con delle proposte che possano spingere in avanti la discussione nazionale. Sono venuti 4 ministri nell'ultimo anno al porto di Gioia Tauro, il ministro Di Maio, Bonafede, Lezzi e Toninelli. Hanno avuto 8 mesi, prima ci sono stati gli altri, hanno avuto tempo per verificare le condizioni attuali del porto di Gioia Tauro. Ora bisogna capire cosa facciamo da domani. Prima i lavoratori dicevano che le gru e tutti gli investimenti non sono stati fatti anche per la governance del porto, perché per fare arrivare una gru nel porto di Gioia Tauro, ne mancano almeno 4, perché sono solo 2 quelle che stanno funzionando, dal tempo della richiesta all'arrivo ci vogliono circa 10 mesi, così come altri investimenti. Allora bisogna capire quali sono le cose che si possono fare e chi le vuole fare, atteso che ci sono delle condizioni per cui con l'impegno del governo si possono fare anche dei passi in avanti. È vero che il porto è sceso da circa 3,8 milioni di TIUS a 2 milioni, il nostro obiettivo è quello di rilanciare gli investimenti per far aumentare i TIUS, perché se aumentano quelli aumentano i volumi e quindi MSC deve garantire anche una capacità di traffici nei volumi, perché Malta, Spagna, Grecia sono diciamo, i competitor che più stanno in questo momento cercando di avere anche maggiori volumi rispetto a Gioia Tauro, quindi MSC deve continuare a credere in Gioia Tauro e investire sui volumi, e poi bisogna creare le condizioni perché si completino alcune opere che noi abbiamo ritenuto fondamentali, perché i bacini di carenaggio che potevano offrire ulteriori attività al porto ancora non sono stati completati, è completato il gateway ferroviario che è importante per il collegamento, e nel frattempo bisogna capire che tipo di investimenti facciamo sul porto. Noi abbiamo proposto, voi sapete che ci sono degli investimenti
investimenti anche sulla logistica per quanto riguarda il settore delle auto. C'è questa proposta di FCA di investire sull'auto elettrica. Noi abbiamo detto, su questi 9 miliardi di investimenti pluriennali che ha previsto FCA sull'auto elettrica, è possibile una trattativa con FCA per avere la componentistica anche sull'aeroporto di Gioia Tauro? È possibile che Finmeccanica, Fincantieri, Ferrovie e tutte le partecipate pubbliche nazionali possono fare un piano di investimenti, Eni, possono fare un piano di investimenti? È possibile? E questo è il governo che dovrebbe impegnarsi, e noi abbiamo necessità di avere una regione autorevole. Ecco, l'abbiamo detto più volte, poi continuare a fare questa polemica sterile, ormai abbiamo 8 mesi insomma, da quello che è il termine della consigliatura regionale, credo che sia inutile perché tutti quanti ormai sanno qual è la situazione calabrese. Io credo che noi dovremmo utilizzare, noi crediamo che questi 10 mesi che sono da qui alle elezioni dobbiamo utilizzarle per spingere con il governo, un tentativo almeno con un governo, per acquisire quell'autorevolezza che serve da parte del Consiglio regionale e cercare di avere qualche obiettivo, così come abbiamo fatto noi le proposte, perché si dice sempre che il sindacato fa solo una battaglia di retroguardia e che vuole... No, noi stiamo facendo delle proposte, e quando diciamo le proposte possono determinarsi anche dalla ZES, attenzione, la Campania è partita e sta utilizzando i fondi di investimento, 200 milioni di euro che vanno a sportello, il che significa che le imprese campane che stanno già... Ma perché bisogna attivare diciamo, il comitato di indirizzo? Ecco perché diciamo alla Regione Calabria muovetevi, perché altrimenti i 200 milioni di euro che sono finanziati nelle ZES, siccome sono a sportello e la Campania è già partita, rischiamo che noi rimaniamo al palo. Ecco perché bisogna attivare da subito, e facciamo nuovamente appello a questa giunta regionale perché attivi la cabina di regia, perché il 20, domani mi pare, c'è la cabina di regia nazionale che sta in capo al Dipartimento della Politica del Ministro del Sud. Tra l'altro noi abbiamo definita la governance, la Lezzi, perché abbiamo Francesco Aiello, che è membro del comitato di indirizzo della ZES, che può aiutare questo percorso, così come la giunta regionale deve riattivare un confronto con le parti sociali. Io non so adesso come è possibile con questa situazione, però anche il vicepresidente in questo momento può riattivare, perché lui è sempre stato uno impegnato su questa vicenda, e chiediamo che attivi immediatamente la cabina di regia regionale per spingere questa idea dei investimenti. Ma da domani che c'è da domani? Allora, ricollegandomi al ragionamento che faceva Angelo, la ZES non potrà essere operativa a Gioia Tauro fin quando non verrà risolta la questione dell'autorità portuale, perché il comitato di indirizzo per legge nazionale prevede che a presiedere sia il presidente dell'autorità portuale. Siccome questa è una competenza concorrente tra Ministero dei Trasporti e Regione, che dovrà, come dire, condividere la scelta fatta rispetto al possibile presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro, fin quando non si risolve questo la ZES non potrà partire. Quindi il ministro Toninelli, come prima risposta alla questione Gioia Tauro, deve dare quella di indicare un presidente competente che sia, come dire, qualificato, che sia eticamente come dire, presentabile e che possa svolgere quell'attività per presiedere la ZES e per sbloccare anche una programmazione sull'autorità portuale. La Regione Calabria, non vorrei che questa fase di stallo, diciamocelo chiaramente, dopo quello che è accaduto c'è un rallentamento di quella che è l'attività politica e amministrativa di questa Regione. Noi stessi come organizzazioni sindacali non siamo più stati, come dire, convocati per fare un ragionamento sull'ultimo, sì, diciamocelo in maniera molto, molto onesta, per completare un ragionamento di questo ultimo scorcio di legislatura. La Regione Calabria, non vorrei che ci fossero anche gelosie di sorte, perché comunque bisogna riconoscere che dal 12 di febbraio, quando il decreto sulla semplificazione sulla ZES, sulle zone logistiche semplificate, che sono aree simili alla ZES per il centro-nord, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Governo ha compiuto il suo passaggio operativo definitivo per quanto riguarda le ZES.
Come diceva Angelo, ci sono 210 milioni che sono a sportello e quindi chi avanza prima le richieste da parte delle aziende beneficia di quei soldi. Finiti quei soldi non ce ne saranno più. Quindi è chiaro che adesso la Regione Calabria, sulla quale bisogna riconoscere che insieme a noi abbiamo fatto un buon lavoro, perché la Calabria è stata la prima regione a presentarsi all'ex governo, al governo precedente, a dire la ZES l'abbiamo costruita, abbiamo ragionato su come distribuirla, perché non è solo su Gioia Tauro, comprende altre aree della Calabria. Allora di conseguenza la Regione Calabria, che tra le altre cose il vicepresidente è l'assessore competente alla questione della ZES, convochi il tavolo con gli attori sociali e le forze produttive e i soggetti istituzionali, perché per rendere più attrattiva, perché qua poi si scatta anche una competizione tra aree ZES nel mezzogiorno, chi offre di più, perché lo stesso decreto cosa dice? Dice che sulle semplificazioni, che le regioni dal 12 di febbraio hanno la possibilità entro 120 giorni di promuovere nel rapporto con il governo ulteriori misure di semplificazione rispetto alla parte amministrativa. Quindi è chiaro che la Regione Calabria deve immediatamente convocare il tavolo, come dicevo prima, perché per rendere completamente e più attrattiva e più appetibile l'area calabrese della ZES è necessario che si mettano in campo, diciamo, accanto alle misure di carattere nazionale che sono per tutte le ZES, una capacità di realizzazione della classe politica calabrese di poter ragionare su misure che vengano calibrate sul territorio, che siano finanziate da quelle famose risorse comunitarie che allo stato attuale non abbiamo ancora contezza rispetto a quale sia la spesa. E qui mi allaccio su un ulteriore elemento, cioè noi abbiamo chiesto al Presidente della Regione che il 31 di dicembre la Regione Calabria ha rispettato, e non si capisce se o no, la spesa e i parametri imposti dall'Unione Europea rispetto alla spesa corrente. Non lo sappiamo, però noi abbiamo richiesto al Presidente della Regione Calabria molto tempo fa di convocare l'ufficio del partenariato, perché vogliamo capire come può essere anche modificata la programmazione comunitaria alla luce anche di come si sta sviluppando la ZES, perché la ZES è chiaro che se non verrà, come dire, rafforzata da misure di carattere regionale che possono essere complementari rispetto alle misure nazionali, rischia in Calabria di scontare il maggior ritardo che la Calabria ha anche in termini logistici rispetto alla Campania, che nello stesso mezzogiorno. E quindi il ministro Toninelli deve fare questo e poi bisogna risolvere sicuramente la questione della concessione. O MCT investe, mantiene piedi su Gioia Tauro e investe, se no la Calabria tutta non deve permettere che MCT porti alla morte il porto di Gioia Tauro. Tra l'altro un messaggio che dobbiamo dare alla Calabria e ai territori: la zona economica speciale, perché abbiamo voluto fosse così, va a interagire con diversi territori della Calabria, perché noi abbiamo voluto che sia Crotone, sia Lamezia, sia il porto di Corigliano, sia il porto di Vibo possano avere i benefici della ZES, e c'è molta attesa da parte del sistema delle imprese, e quindi i sindaci, i presidenti della provincia facciano anche loro pressione verso la Regione Calabria perché si possano attivare i tavoli di coordinamento per gli investimenti. La ZES nasce proprio per aggredire i momenti di crisi che si erano già preventivati nell'area di Gioia Tauro. Per non ripetere le parole dei colleghi, bisogna accelerare subito. Il vicepresidente, c'è l'unità sindacale su questo, c'è unità sindacale su questo e su tutti gli altri argomenti. L'iniziativa del 9 è stata emblematica su questo. Abbiamo unità di intento, unità sindacale. Non bisogna tradire le aspettative di chi legge l'azienda Callipo, che anche in virtù di questo, alla presenza del Ministro della Giustizia e del Ministro Di Maio nell'area industriale di Gioia Tauro, si è impegnata a realizzare un proprio insediamento industriale che possa utilizzare le potenzialità del porto derivanti da un rilancio attraverso la ZES, e bisogna immediatamente, quindi lo faccia la Regione, con l'assunzione del pieno ruolo del vicepresidente, corpo e significato a tutti i finanziamenti contenuti nell'APQ.
nell'accordo di programma quadro, e non sono bruscolini, sono fior di centinaia di milioni. Perché noi siamo bravissimi a perdere i soldi. Ma noi siamo molto bravi, abbiamo un primato straordinario, per fortuna negli ultimi anni la Calabria ha invertito la tendenza di non è aumentata la capacità di spesa meno la qualità di spesa, un tasso di disoccupazione altissimo e un tasso di povertà che sta assumendo davvero preoccupante. Per fortuna negli ultimi anni c'è stata una leggera inversione di tendenza rispetto alla restituzione delle somme all'Unione Europea. Io voglio vedere i dati però prima, perché voglio capire che cosa è successo. Dico semplicemente che noi ci avviamo alla chiusura, abbiamo ospitato questa pagina dedicata al porto di Gioia Tauro, avete sentito la voce dei lavoratori, la voce dei sindacati. Noi come calabresi chiediamo che venga prestata maggiore attenzione a questa infrastruttura, che è l'occasione per aiutare questa terra ad uscire dalle secche sempre dell'improvvisazione, delle cose che fatte a metà, delle promesse mancate, delle aspettative tradite. Ecco, bisogna cambiare pagina, bisogna scrivere un capitolo nuovo, perché ci sono i calabresi non ce la fanno più, non consentiranno più che si commettano errori, che non venga più pregiudicato il futuro dei nostri figli. Dobbiamo tutti quanti, ognuno dalla propria postazione, fare di più, dare di più e far sentire la nostra voce, altrimenti le cose non cambieranno mai. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.